questa volta vi presento un piccolo scherzo. Ecco, sì, si può chiamare solamente uno scherzo, che è il frutto di una mia osservazione. Dunque, in tutte le farse napoletane dell'Ottocento con il Pulcinella, è vero, la moglie veniva ridotta alla ragione attraverso il bastone, è vero, il famoso bastone di Pulcinella. E io ho pensato che il bastone non basta più. È vero, noi viviamo un'altra epoca, un'epoca in cui il mitra è sempre a portata di mano. È vero, io non sono arrivato al mitra, ma questa osservazione mia mi ha spinto fino a credere che un marito può servirsi di qualche altro ordigno per rendere la ragione alla moglie. Ma spieghiamoci, è solamente uno scherzo e le signore non si devono offendere. Vediamo un marito dei nostri tempi e come dovrebbe regolarsi. Buongiorno signora, c'è Arturo? No, entrate. Grazie. Accomodatevi. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto. Ma vi ha avvertita? Sì, accomodatevi. Grazie. Beh, e adesso che facciamo io e voi? Niente, signor, proprio niente. E allora perché siete venuto? Ha la ragione che sono qui, ve la dirò subito. Ecco, pochi giorni fa incontrai vostro marito, mio carissimo amico e compagno di scuola che non ci vedevamo da circa 15 anni. Signor, voi mi seguite? Sì, dite. E non lo vedevo da circa 15 anni perché io sono stato in America. Signor, sono stato in America. Siete stati in America, e che devo fare io? Ma quando uno dice sono stato in America, l'altra si meraviglia, dice siete stati in America, è lontana l'America. No, e a me non mi fa meraviglia niente. Ah, beh. No, andate avanti. Beh, vi dicevo, ci incontrammo, sai, come stai, come non stai? Io mi sono ammogliato da circa 2 anni, disse lui. Signor, voi mi seguite sempre, vero? Sì, siete stati in America. No, vabbè, sono tornata, è finita l'America, il vostro marito disse che si era ammogliato da circa 2 anni. Bene, dissi io, dice tu. E io sono tornato da pochi giorni perché la società petroliera dove io lavoro mi ha trasferito alla sede di Napoli e sto in albergo e vivo in albergo, capirai, non mi trovo bene e vado in cerca di una camera in famiglia. Dice, ma che camera in famiglia, ma che albergo, disse vostro marito. Io ti posso mettere a disposizione una camera in casa mia, combiniamo pure il prezzo ed eccomi qua. Ecco la ragione che sono qui, signor. Beh, Arturo adesso viene, ve la vedete con lui. E allora vuol dire che parlerò con lui, anzi voglio fargli i complimenti per il gusto che ha avuto sposandomi. E adesso che vedete? Io ero un fiore, sono ridotta che non mi riconosco più. Stamattina mio marito mi ha sparato un'altra volta. L'ha sparato? Sì, mi ha sparato. Ha cacciato a rivoltella e mi ha sparato. Per fortuna non mi ha colpito perché chissà quale santo mi protegge. Ma come, stamattina vi ha sparato? Solamente stamattina. Quello mi spara tutti i giorni. Il primo colpo di rivoltella me lo tirò il primo giorno di matrimonio, a tavola. Sì, dopo le cotolette. Vi diedava frutto e nemmeno vi ferì. No, fortunatamente no, chissà il proiettile dove andò a finire. Passarono 2 o 3 giorni, poi facemmo pace e finì. La seconda volta mi sparò a prima mattina. O caffè? Ecco, bravo, il caffè. E la terza volta il giorno del mio nomastico. Il dolce? Che ne volete sapere? Ma ditemi una cosa, signor, da quanto tempo vi spara vostro marito? Mamma mia, ve lo sto dicendo, no? Da quando siamo sposati. Da 2 anni. E non vi coglie mai? Starei qua, secondo voi? Per adesso no, ma chissà quale giorno di questi. Eccolo, speriamo che sia di buon umore. Ui, Michela Belli. Arturo! Che piacere, scusami se non mi sono fatto trovare in casa. Niente, per carità, dove si chiude? Sono andato a comprare un po' di colpi di rivoltelle che erano finiti qua, sai, si esauriscono come niente. Ah. Siedi. Grazie. Eccoci qua, che gioia. Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo te. E la stanza l'hai vista? No, non ancora, ma non ha importanza, non ha importanza. Come non ha importanza? La prima cosa devi vedere la camera. Se ti piace, se non ti piace, se non conviene, se no. Io non sono la serva di nessuno. Adesso è andata via pure la cameriera. C'ho una casa sulle spalle. La sera vado a letto con le gambe spettate.
Guardate, io non fatico. Si capisce? La donna lavora a casa e l'uomo lavora in ufficio, questo è tutto. Anzi, io sto vicino alle cifre. Non scherzi, certi numeretti piccoli così si perde la vista. Io non voglio un errore, beh, si capisce che fatico. Non si capisce, fatica lui. Ma vattene, va, torna dall'ufficio fresco fresco e si mette a comandare. Ma devi capire, torna fresco fresco. No, più io... Calmati. Ma no, perché quella lì ti dà certe risposte, sai, che ti fanno rimescolare tutto il sangue. Davvero? Come tu lo rimescoli presto il sangue? È nervosetta il signorino? Sì, non rispondete. Ma è meglio che non ti rispondo, sta l'amico mio qua, non voglio fare questioni. Il caffè l'hai preso? No, veramente no. No, ne piglio volentieri pure io una tazza. Dorotè, 2 caffè, belli, svelti, va. Subito, subito, padrone. Ha ordinato il signore. Sì. 2 caffè, vero? Uno per Lord Strong e un altro per il che di me. So cose pazze. O caffè dove va a pigliare un bar? Ma mi tengono a casa, c'ho una moglie, un caffè mi va a pigliare un bar, mi va a pigliare un bar. Dorotè, va a pigliare un caffè. E faccia tu, ma che sei, paralitico? Dorotè, va a pigliare un caffè, tu mi conosci? Come ti conosco? E a vedere come ti conosco, purtroppo. Non me ne frega più. A sera torno dall'ufficio e mi dà stecchi di veleno. Per me non esiste un divertimento. Non ci sono teatri, non ci sono cinematografi. Niente, niente. O caffè non te voglio pigliare, schiatta. Dorotè, non mi mettere con le spalle al muro. Artu, Artu, per amore di Dio, ma Lascia. tu passare guai, vuoi andare in galera? Artu, non me la piglio il caffè, che cos'è? Non lo voglio il caffè! Lascia, perché questa volta è finita. Finisce Artu. la moda, passando per tutte e due. Non rispondete! Finisce la moda. Signor! Mi chiami! Signor! Mi chiami di qua! Aiutatemi! Signor, calmati, Arturo! Artu, che hai fatto? L'hai colpita? No, non credo. Ha aperto gli occhi. Sì. Oh, mamma mia bella. Ho già avuto un miracolo. È cosa da niente, Cosa da niente. Adesso vi porto subito il caffè. Sapendo che tornavi ne avevo preparata una macchinetta fresca. Bravo. Oh, mamma mia, Artù, ma tu stai tutto sudato. No, appena Sì. appena un po' con la pelle accaldata. Questo E non ti vuoi cambiare, sei sicuro? Ma no, neanche per soldi. Povera Arturo, stai attento, non ti mettere in mezzo alle correnti d'aria, sai? Lavoro tutta una giornata, poverino. Oh, ma fammi ridere perché tu non lavori. Ma fammi il piacere, Artù, ma cosa faccio io una giornata intera in casa? Guardate cosa faccio. Tu piuttosto avresti bisogno di un poco di riposo. Arturo mio. Adesso vi porto il caffè, eh? Sì. Ciao. Vai. Eccoci qua. Bravo Michele. Dunque Michele, tu qua stai benissimo. Come vedi, è una bella casa, piena di sole. Poi c'hai una camera appartata, tu stai tranquillo, in santa pace, ti fai i conti d'ufficio, pieno di sole, pieno di aria. C'hai un bagno vicino, acqua calda, acqua fredda. Qua d'estate ti fai delle docce gelate, che non ti dico, che ti rimettono in sesto immediatamente. 15 anni d'America, è vero? 15 anni. 15 anni, già. Io dicevo, ma che se n'è fatto Michele? Pensavo sempre di quella roba, dove sta? E invece poi, ti incontro, ne ho avuto tale una gioia. Sei stato bene da quelle parti, è vero? Bene. Sì. E gli italiani girano ovunque e portano il contributo della loro intelligenza, del loro intuito. 15 anni d'America. Dimmi una cosa, ti ha fatto impressione, vero? Impressione. È nato poco moriva, abba pazienza tu. E poi vedere sparare un colpo di rivoltella contro una donna. No. Tu dici, quello no. No, io dico che ti ha fatto impressione rivedere Napoli dopo tanti anni. Figurati se sono rimasto ghiacciato, proprio ghiacciato. Ecco il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore, sentirete. Non per dire, il caffè di casa mia è rinomato. Figurati che telefonano gli amici. Guarda, possiamo venire a prendere un caffè? E vengono qua, perché Dorotea, quando vuole, è brava sul serio. Senti. Il vestito nuovo. Sì. Ti sei strappato il vestito nuovo. Sì, non me ne sono accorto e mi sono dimenticato di dirtelo. E se capisci, perché tu vai camminando come a baccalà. Ma vedete se sono parole che si dicono. Vicino a un marito baccalà. E allora come devo dire? Vi siete strappati il vestito nuovo. Ma che piacere che mi fate. Ma perché non vi strappate anche quell'altra manica? Come se tenessimo il rendito spasso solo, cose pazze.
Doroteo, ma non credi che io mi vado strappando i vestiti per la strada così per divertimento? Questo è giusto, giusto, signora. È questione che sei sbadata, sei. O che sono i flanelli, non l'hai portato a casa con un'incappatura. Al vestito marrone non ci hai fatto una macchia d'inchiostro. Va bene, zitto, sono combinazioni. Combinazioni. Fammi piacere, va. Dacci 2 punti. Io? E dovrei essere pazza. Ma così da dire, noi, quando uno è sbadato, questa è la fine che deve fare. Con le pezze dietro è tutto strappato. Doroteo, da 2 punti a sta giacca, non mi fa toccare niente. Oh, sandanna. Ma così da mia, tu mi devi tagliare le punte delle dita, così te la metti domani. Doroteo, stasera ti mando un Camposanto. Aggiustami la giacchetta. Non te la voglio acconciare, muore subito. Aggiustami la giacca, Doroteo, perché sennò Tu non mi so che- dove andiamo a finire. Tu me ne dico! Lei sta di lottare la mia si giuro! Michele, togliti! Ui, e anche questa volta l'ho scampata. Signor, voi nemmeno adesso siete morta. No, ho avuto un altro miracolo. Puzzate morire subito tutti e due. Meno male. Avete visto Don Michele? Dove è brutto, io subito si arrabbia. Per niente si arrabbia e spara. Adesso ti cucio la giacca in 2 minuti. Dove sta? Sta sul tavolo. Non ti arrabbiare. Vedrai, farò un bel lavoretto. E lui si arrabbia. Nemmeno se fosse colpa sua, ma che c'entri tu, scusa? Un uomo esce, poverino, per andare in ufficio che ne sa che succede, per la strada. O in un tram, o in ufficio stesso, un chiodino sulla sedia, o sotto a un tavolo. Ci sono tante insidie, ci sono. Subito vengo, eh? E lui si arrabbia per niente, si arrabbia. Ma vedrai, io tiro un filino della stoffa e faccio un rammendo che tu non lo vedrai nemmeno con la lente di ingrandimento. Intanto bello lo faccio, permettete, eh? E non ti arrabbia più, hai capito, tu? Inizio si arrabbia e sparo. E sparo a Doroteo. Permettete, fra 2 minuti sono qua. Vabbè. Dunque, Michele, No, come che? Mi sto facendo i capitoli in un corpo. Io non ti immaginavo così. Questa è violenza da delinquente. No? No, io in questo momento scendo, vado a visita, ti vado a denunziare e ti faccio io stesso testimone, ti faccio chiudere il manicomio. Ma che manicomio? Tra noi due rottolini i rapporti d'amicizia. Vieni qua. No, che vieni qua. Ma... Ah, tu abbi pazienza. ho capito, tu ti sei impressionato di... Impressionato. Guarda bello. Io fingo. Fingi. Faccia apposta. Come sarebbe? Fa sentire. È un sistema mio. Ma quale Ah, sistema? ma io non te l'ho detto quando ci siamo incontrati. Non mi hai detto niente. Mi dispiace perché tu hai avuto paura. No, questo è caricato a salve. Tu. Ti dico, non sono proiettili veri. Sì, ma non scherziamo con le armi. Non Non posso fare qualunque scherzare. cosa. No? No. Vieni qua. Mi dispiace, sei rimasto sorpreso. Devi sapere che quando io sposai mia moglie, Beh. la quale è una buona donna, veramente simpatica, carina, graziosa, poi intelligente, sì, non mi fa mancare niente, è affettuosa, ma tengono un carattere, è una cosa, sai, per un niente, è vero, fa rivoltare la casa. Tu, non so, fai cadere un poco di cenere sul tappeto, sul tavolino, succede l'ira di Dio. E soprattutto ti dà certe risposte che ti esasperano. E tu ne hai avuto una prova, no? Dice, tu cammini come baccalà. Ah, baccalà, E questa sì. è una cosa che un uomo non la può Indispone. sopportare. Bravo, indispone, dà fastidio. Oh. Sì. Il primo giorno di matrimonio noi eravamo a colazione e nacque una di queste discussioni, non so, non mi ricordo adesso, per un vestito, per un giornale, è vero? Io dicevo la mia, lei diceva la sua e non la smettevo, sai, e ti dava queste risposte pungenti, queste risposte esasperanti. A un certo punto, sai, io mi trovavo in tasca una di quelle pistole scacciacani. Scacciacani. Mm. E perché? Io allora andavo in bicicletta, i cani venivano ma sai, per allontanarli. per allontanare i cani. E fu una fortuna, perché se io avessi avuto in tasca una pistola vera, ma ti giuro che in quel momento io l'avrei freddata, sai. Un poco per scherzo, un poco per farla tacere, piglio sta pistola, sai, e faccio sta botta, faccio... Mica io vedo che questa donna cambia, diventa immediatamente docile, buona, tranquilla, capisci? E allora è stata una manna. Proprio. Perché io da quel momento ho capito che per andare d'accordo con mia moglie l'ha già sparato.
Questo è caricato a salve. Sì, te l'ho detto, Non caricato a mi brava salve. la miezza, ma e non me lo dicevo prima. Io non c'ho più sangue nelle vene, proprio non tengo più sangue in te. No, hai ragione, ma non ci ho pensato. Già, sei rimasto sorpreso. Figurati. Qua nel palazzo tutti quanti al principio, come te precisamente, correvano alla porta, sai, accorrevano, che è successo? La folla, Il no? portiere, la folla, gli inquilini. Ma poi ho spiegato loro questa faccenda. Ah, ce l'hai detto? Sì, gliel'ho detto e quindi stanno tranquilli. Anzi, hanno adottato tutti quanti lo stesso sistema. Nel palazzo. Sì, fra i mariti, sai, fra marito e moglie che nascono queste liti. E i mariti hanno adottato questa cosa e si trovano bene. Ma anzi, mi hanno fatto i complimenti. Bravo, dice, noi abbiamo acquistato la pace in famiglia. Ti dico che certe sere, specialmente d'estate, sai, con lo scirocco, che i nervi sono in oscillazione, sai, è più facile un litigio, non so, vengono certe sere che ti garantisco sembra, non so, la notte dell'ultimo dell'anno. Sparano tutti. E nessuno ci attacca più idee, nel vicolo l'hanno capito tutti quanti, Oramai. si va avanti tranquilli. Ecco fatto. Sfido chiunque a trovare il rammendo. Don Michele, facciamo una scommessa. Bravo Dorotea. Qui, caspita, è tardi, io devo andare che c'ho un appuntamento, sai? E la camera non la vuoi vedere? No, devo andare, tu abbia pazienza, devo andare. Allora senti, vengo con te, eh? Come vuoi. Faccio 4 passi, pigliano poco d'aria. Sì. Ah, esci? Sì, perché ti dispiace? No, e figurati. Tu quando mi puoi rimanere a casa sola sei felice. No, non sei mai contenta. Ma come ieri sera siamo andati a teatro. Quando è stato? 3 giorni fa ti ho portato al cinema. La settimana scorsa l'ho portato in casa di amiche sue, non ti dicono a noi perché è una barba a giocare alla canasta e l'ho fatto per te. Qua si trova l'amico mio, non vedo da 15 anni e allora mi fa piacere passare una seratella con lui. Non so, una rimpatriata. Anzi, senti, si è aperta una pizzeria. Sì. Oh, una cosa meravigliosa, ti piace la pizza? Come no? Ce ne andiamo a mangiare una io e te. Ah, sicché non ce ne resti nemmeno a casa. Se mangio la pizza fuori, come ceno a casa? Già, se uno mangia la pizza fuori come... State buono. Artù, tu non esci. No, io esco. No, tu non esci. Io esco! Non esci! Artù, spara la chiamo un cenno, senta a me. Ma boh, lo devo fare naturale, figlio mio. Già. Tu dici che io non esco. E io me ne vado, guarda, Dorotea, se tu non lo smetti, io vado a certa la morte. Io... No, non ridere, tienimi. Sì, Arturo, non passare mai, Arturo. Aiuto! Arturo, accorto, Arturo, fare, Arturo. Questa qua! Niente, meno male. Ho già avuto una grazia. E va, Artù, vai e divertiti. A che ora torni? Andiamo a mangiare una pizza, Sì. poi ci tratteniamo un poco là, verso mezzanotte, Sì, vai, non ti preoccupare. Io mi corico, mi metto a letto, mi piglio un bel libro e ti aspetto a letto leggendo. Ma non rimanere sveglia, fammi un piacere, se no domani mattina sei stanca. Ma non fa niente, non ti preoccupare. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Aspetta, che ore sono? Il 7:30. 7:30. Noi torniamo a mezzanotte. Questo è in 2 ore. Facciamo così, va. Ma adesso non ti aveva fatto niente. Ah, adesso? Ma io poi stanotte quando torno sono stanco e voglio dormire. Gliela dai da anticipata. È naturale, se no poi qua nel palazzo si svegliano pure. Hai fatto bene, hai fatto bene.